Dunque, lo fate qui, no? Via, sì, dunque, qui davanti, facciamo col destro, poi per fare il sinistro vi spostate di modo che non si vede all'inizio, cerca di vedersi la seconda volta. Vita, allora, prego. E dégagé subito col braccio. Ci aprite le due braccia, poi non lasciate il sinistro tranquillo. E e quinta, seconda, quinta. Non alzare l'anca sul dégagé. E quinta, seconda, quinta. Non è male, cercate, non avete obbligo di andare più in diretta, potete benissimo finire così, perché l'importante è non tirare sulla spalla. Ultima volta, dégagé, no. E quinta, seconda, quinta. Quando riuscite a fare un pochino più veloce il passaggio della gamba. Allora, vi scambiate di posizione. E facciamo con la sinistra. Quinta posizione, bella quinta posizione, il bacino è dritto. È faticosa la quinta posizione. Pronti? E dégagé. E quinta, seconda, quinta. È la punta che ti tira, Sebastiano. Dégagé. E quinta, seconda, quinta. Ultimo, dégagé. E quinta, seconda, quinta. Sì, con un movimento così ampio, Carolina, accompagna un po' con l'altro anche. Però si può anche rimanere giù, guardare lo tieni così, e allora lavoro con uno solo. Va bene, adesso da qui, però non ci cambiamo più posto. Facciamo il dégagé, di modo che vi abituate di più a puntare e facciamo con le braccia come se fosse una camminata sul posto, così. Dunque ne facciamo 8 punta a terra, siamo fermi quando dovrei alzare, e poi ne facciamo 8 bloccando al bacino dietro. Dunque alzo di 10 cm in avanti, perché tanto so che più di questo non riuscirò a fare qui. Allora, con la destra, pronti? Mettete il peso sulla sinistra, di modo che partite subito. E 2, no, punta a terra, scusate. Insisto sulla punta a terra. Mi fermo quando la punta si sta chiudendo. Pronti? Prima. E 1, e 2, e 2, e 2, e 3, e 2, e 4, e 2, e 5, e 2, e 6, e 2, aprite dietro. 2, 8, 2, alzo un po'. 1, 2, 2, 2, 3, blocco, 4, blocco, 5, blocco, 6, blocco, 7, blocco, 8, blocco, prima. Però blocco solo qui, non blocco la punta. L'altra gamba. Pronti? E 1, 2, non piegare, 2, 3, 4, le braccia, 5, 2, 6,
2, 7, 2, 8, 2, et 1, et blocco, 2, blocco, 3, blocco, 4, blocco, 5, blocco, 7 e 8, il blocco non l'avete capito. Avete capito? Credo tutti non ho capito. Non avete capito? Non dovete impedire che il bacino sia. Va bene, rilassate un po' le gambe e riprendiamo il dorso, il tronco, la postura e la vertebra. Lasciando perdere la vertebra, lasciamo perdere tutto quello che c'è prima del dorso e lasciamo perdere la vertebra e il cavaliere cartone, che non abbiamo controllato. Il cavaliere cartone è la vertebra piegata e diventa questo, o in quarta, questo. Allora, TOS. Chi mi sa di dire cos'è il TOS? Vediamo. TOS. Senza la vita. Senza la vita. Compreso la vita. Senza il bacino. Ecco, me lo disegno bene, me lo dici male. Sì, esatto. Dunque, è testa, corpo, petto, vita. Cosa può fare come disegni il TOS? Rotazione. Voi pensate che fa una rotazione? No, se no c'è il bacino. Perché se faccio la rotazione faccio così solo l'inclinazione e a volere posso fare la rotazione dell'inclinazione. No. La testa e il busto possono fare tutto, il martello e il torso possono fare solo l'inclinazione. Il tronco. Una traslazione? Com'è? Una traslazione alla vita? Come faccio? Senza... Il bacino, se fai la traslazione devi utilizzare le gambe e allora c'è il bacino compreso. No, penso che E no, perché è la vita che te lo fa fare. Non è più sì, il blocco, sì, hai capito? Non è più il blocco. Cioè dovresti piegare il bacino. Come parliamo di blocchi, ok. la vita aiuta il busto a fare le traslazioni, cioè fa fare al busto le traslazioni, come il collo fa fare le traslazioni alla testa. Ok, D'accordo? Va bene. Allora, lo tentiamo, facciamo una piccola seconda e tentiamo senza, poi dopo lo facciamo utilizzando anche la traslazione. Facciamo di corpo, potete mettere le mani qua. Devo sentire che appoggio qui, per ritorno. Ritorno. Vi vedete? Vi sembra giusto? No, c'è chi lo fa giusto, c'è chi lo fa. Tu lo fai abbastanza giusto, Dora lo fa abbastanza giusto. Tu fai traslazione. Però è molto piccolo, no? È molto piccolo. Ma non stiamo facendo della ginnastica per snodarci, per capire. No, fai di più di capito? Allora, l'avete provato tutti? Sì. Poi dopo vi scambiamo, questo andiamo avanti.